Caro energia, un anno dei record negativi. Nel 2022 la bolletta del paese potrebbe salire da 43 a 100 miliardi. Lo ha detto ieri il ministro dell'economia Daniele Franco, che ha sottolineato che l'aumento di 60 miliardi rappresenta circa 3 punti di PIL, un deflusso di risorse dall'Italia verso l'estero. Di fronte a questi numeri straordinari è necessario ricorrere a misure straordinarie. Il governo dovrebbe intervenire la prossima settimana con un decreto apposito di riforme, ma quello che è chiaro fin da ora è che inseguire l'aumento dei prezzi non basta più. Ecco l'emergere di proposte e iniziative alternative, possibilmente a costo zero o poco più. A prender piede, per esempio, l'ipotesi di non passare all'ora solare il 30 ottobre prossimo, ma estenderla definitivamente a tutto l'anno. Un modo per beneficiare di un'ora di luce in più, con tutto il risparmio di energia e costi che ne consegue. Una stima a questi prezzi di luce e gas porterebbe ad un risparmio di 1 miliardo di euro al nostro paese solo nel primo biennio. Cosa ne pensano i cittadini? Una novità, però in questi periodi sicuramente se si può allungare la luce e risparmiare. Se potesse essere utile per risparmiare non avrei delle argomentazioni abbastanza forti contro. Ecco. Guarda, mia suocera direbbe che andrebbe bene così. Ma lei? Uguale, altrimenti si arrabbia. Ma guardi, non lo so, è una questione controversa da molti anni. Se effettivamente è così, in questo momento di emergenza, perché no? Io sono favorevolissimo perché ci fa recuperare un'ora buona, oltre che farci risparmiare, mi pare 500 e più. Favorevole, almeno così, visto il costo energetico, c'è un risparmio per la popolazione. Mi sembra un'ottima idea, sarebbe la cosa più logica. Sì, anche, soprattutto le bollette, perché avere più luce significa non accendere la luce. Certamente che puoi risparmiare. Con quelle bollette che stanno in giro adesso c'è da spaventarsi veramente. Sono d'accordo, cioè anche perché non ce lo facciamo più. Veramente quando è troppo è troppo. Penso che possa essere una buona idea aiutare a far risparmiare le famiglie sulle bollette, considerando appunto anche l'aumento di tutti gli altri prezzi. Bisognerebbe secondo me fare l'ora legale tutto l'anno, così risparmiamo, anche perché insomma è una cosa che se ne parla da un sacco di tempo, quindi penso che sia una cosa interessante da fare. È arrivato anche forse il momento giusto visto il periodo di crisi. Sì, anche perché siamo tutti preoccupati, penso per settembre, ottobre, già parliamo di accendere meno riscaldamento, così anche per inquinare anche un po' meno sinceramente.